Federica, benvenuta. Io sono Giampaolo Fallani e questo è il mio laboratorio di serigrafia artistica Fallani Venezia. La storia di questo laboratorio nasce nel 1968, quando mio padre ha aperto il suo primo laboratorio, non in questo spazio. E io ho seguito un po' le sue orme, insomma, mi sono avvicinato a questo mondo 10 anni fa, quando ho preso in mano il laboratorio, che ho portato avanti in questi anni, e da 4 anni mi sono spostato in questo spazio, in questo luogo. Allora, la serigrafia è una tecnica di stampa estremamente diffusa, molto conosciuta da un lato e sconosciuta dall'altro, nel senso che molte delle cose che ci circondano e che indossiamo sono stampate con questa tecnica, a cominciare dalle t-shirt, ma solitamente tutti i tessuti che indossiamo, che hanno delle immagini o delle fantasie, sono stampati con questa tecnica. Io nello specifico mi occupo di stampa d'arte, per cui stampo fondamentalmente su carta e realizzo, diciamo che traduco l'opera di un artista in un'opera grafica, in un'edizione. Questo è l'ultimo lavoro a cui sto lavorando, appunto, ed è una serigrafia di un artista siciliano. La stiamo realizzando su una carta oro. Questa è la prima prova che è stata realizzata. Questi sono i vari passaggi che portano alla composizione, appunto, dell'immagine. La prova è stata approvata e adesso ho iniziato da qualche giorno con la tiratura, per cui stiamo preparando questa edizione. Non ho una giornata tipo, nel senso che ogni giorno è abbastanza diverso dall'altro, nel senso che ad esempio in questi giorni sto realizzando questa tiratura, per cui ogni giorno vengo qua e stampo 1 o 2 colori di questa edizione, però finita questa tiratura non ho subito un'altra tiratura, per cui lavorerò ad altre cose. Sto già preparando la selezione colore di un altro lavoro, per cui alcune ore le passo davanti al computer a elaborare l'immagine, qualche ora la passo a stampare, ma non ho una giornata scandita da un'attività che è costante tutti i giorni. Ma io credo che venire a visitare questo spazio dia l'opportunità di conoscere e di capire come nasce e come viene realizzata un'opera in serigrafia, che per quello che ho potuto vedere nella stragrande maggioranza delle persone che anche magari conoscono e sanno cos'è una serigrafia e magari anche collezionano, acquistano questo genere di opere, hanno in casa, però non sanno come è fatta, non sanno il lavoro che c'è dietro e quali sono i passaggi che portano al prodotto finito e all'edizione completa. Per cui credo che sia un'occasione per scoprire proprio tutto lo sviluppo di un'opera completa.